Poco prima di Natale il video che immortalava un cinghiale alla Valle dei Templi di Agrigento nella zona di Sant'Anna. Queste sono le immagini di Mare Amico che vi abbiamo mostrato lo scorso 18 dicembre. Grazie a questa testimonianza, quella che era una diceria, una semplice leggenda metropolitana, è stata classificata come una realtà di cui gli organi competenti devono prendere atto. Adesso, a distanza di quasi 3 settimane, continua il tour archeologico dei cinghiali. Questa volta il simpatico ma non certo docile animale è stato avvistato, ripreso in questo video, diramato ancora da Mare Amico, nella parte del quartiere ellenistico. Un tuffo insomma dalla cultura greca a quella romana. Nessuna nuova segnalazione di nuovi incontri ravvicinati con le persone, ma restano in archivio le segnalazioni di malcapitati turisti del nord Italia che all'inaspettato incontro con il cinghiale si sono dovuti, o voluti per paura, arrampicare su un albero. Il direttore del parco, Giuseppe Parello, aveva interessato la ripartizione faunistica venatoria, ma ad oggi nessuna soluzione è stata trovata e gli animali, perché non sarà un solo cinghiale, sono ancora a spasso tra i templi. Parello ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà un incontro al prefetto di Agrigento, Dario Caputo, per trovare una soluzione.